Tutto pronto per la terza corsa, premio Cesena Horse Center, una prova per cavalli anziani, categoria GF. Di nuovo i Gentleman in Salchi, 1 Birbadal, Giuseppe Rizzo, 2 Costamagna Pax, Massimiliano Michelotto, 3 Amelippan, Giovanni Ghirardini, 4 Banca Italia, San Paolo Morelli, 5 Bibopsi, Ilaria Vecchi, 6 Colonna Cass, Francesca Consoli, 7 Zilla Fonta, Andrea Venezia, 8 Boato Di No, Luigi Starace. Macchina che prende velocità con cautela Amelippan, piano anche Colonna Cass. Sbaglia Birbadal e va al comando Costamagna numero Pax 1 Birbadal squalificato. Bibopsi, che si sistema in seconda posizione avanti a Banca Italia San, terza posizione per Zilla Font, quarta posizione per Zilla Font che precede Boato Di No, quindi gli altri partiti con più cautela, in particolare Amelippan e Colonna Cass. 14,2 la spesa iniziale di Costamagna Pax per andare al comando, avanza all'esterno Boato Di No, che arriva accanto a Bebop sì, e cerca di arrivare a tiro di Costamagna Pax, che ha fatto 28,8 per i primi 400 metri di corsa. Costamagna in vantaggio, Boato che arriva al suo esterno, poi Bebop sì, mentre va a fare la seconda pariglia al largo Amelippan. C'è 45,7 per i primi 600 metri di corsa, con la battistrada Costamagna Pax che prova ora a rallentare. Boato Di No è arrivato al suo esterno ma non attacca in maniera troppo severa. 1,1,7 per la metà gara, con un paletto in 16 davanti alle tribune. Costamagna che guida, di fuori c'è sempre Boato Di No quando siamo al chilometro, che se ne va in 1,17,3. Insiste Boato Di No all'attacco di Costamagna Pax che prova a replicare, poi Amelippan che scavalca Bebop sì. Costamagna cerca la difesa, Boato Di No è insistente all'esterno, si piega un po' all'imbocco della curva, deve tenerlo su Luigi Starace, così Costamagna prova la rivalsa interna. In agguato c'è Amelippan quando siamo a 250 dalla conclusione, la piegata conclusiva passata con una frazione sotto al 15. Boato Di No tende a passare nei confronti di Costamagna Pax, al largo Amelippan. Boato Di No che è passato nei confronti degli avversari, si deve difendere dal finish di Amelippan. Boato Di No che vince in percorso esterno nei confronti di Amelippan. Al terzo posto Colonna Cass, 29,5 a chiudere, 1,15,6 ragguaglio cronometrico. La vittoria di Boato Di No, Luigi Starace, Walter D'Ambrogio. Successo del 6 anni da rombo di cannone, tutta strada scoperto. Demolisce Costamagna Pax. Nel finale si difende ancora da Amelippan. Vince da cavallo declassato Boato Di No con Luigi Starace. Primo piano meritatissimo per il 6 anni di Walter D'Ambrogio da rombo di cannone. La paternità di questo Boato Di No che vince, lo rivediamo nelle immagini, con una mezza lunghezza nei confronti di Amelippan. Al terzo posto Colonna Cass.